Buongiorno, ma soprattutto buon pranzo a tutti. Oggi apro questa puntata da Oristano, esattamente in via Duomo. Ecco, siamo sotto la cattedrale di Santa Maria Nostra Protettora e mi trovo in compagnia del nostro ormai abitué Alfonso Canfora. Come stai, Alfonso? Buongiorno a tutti e buon pranzo. Benissimo, Davide. Intanto voglio ricordarvi che Alfonso è un creativo oristanese. Lui si occupa, insomma, di riportare anche alla luce cose che solitamente non vediamo e che durante l'anno dimentichiamo. In questo momento stiamo parlando di che cosa? Della Sartiglia. Di una manifestazione che viene ricordata solamente una volta all'anno, purtroppo. Quindi siamo qui per parlarne più spesso. Ecco. Ok, Alfonso, intanto facciamo vedere cosa hai in mano. Abbiamo in mano una vecchia maschera del 1900, dei componitori del Gremio dei Falegnami. Diciamo che è una riproduzione. Una riproduzione, certo. Il progetto è iniziato nel 2019 con Federico Fadda, che è un pittore oristanese e un fisionomista. Da una foto siamo riusciti a ricavare di nuovo da uno stampo la maschera dalle vecchie fattezze. Poi è stata scansionata una volta finita e reso un modello tridimensionale. Ok, questa maschera ha una storia molto particolare. Molto particolare, no? Una storia che mi è stata raccontata dallo stesso Federico Fadda, che mi ha convinto, grazie a questa storia, a entrare in questo progetto di rifacimento. È una storia che inizia nei primi del Novecento. Praticamente una storia tragica. Durante una Sartiglia, una delle tante Sartiglie, capitò un incidente durante la traversata alla stella di un cavaliere. Una bambina solcò la strada da un lato del marciapiede all'altro e venne tragicamente investita perdendo la vita. A quel punto entra in gioco un falegname molto sensibile, da una mano artistica proprio incredibile, che riprese tutte quante le forme angeliche di quella bambina e anche i colori, perché passò del tempo prima che arrivassero i soccorsi. I colori che prese il volto della bambina subito dopo la morte, quindi quel violaceo, lì ci sono tutti quanti i colori che aveva la bambina appena morta, dopo un po' di tempo. Ecco. Quindi una maschera che è nata praticamente da un fatto realmente accaduto, da una tragedia, diciamo. Sì, da una tragedia. Poi, dopo che questa maschera è stata creata ed è stata donata al Gremio di San Giuseppe, per quanti anni è stata indossata dal capocorsa? Allora, l'ultimo capocorsa l'ha usata fino al 1963 e l'ultimo proprio è stato Franco Mereu, un abile cavaliere. Perché poi non è stata più usata da quel giorno? Perché durante quel giorno successe un'altra tragedia, la maschera andò in rovina cadendo e rompendosi. In seguito a una caduta, una scivolata. E quindi diciamo che per tradizione quando si rompe la maschera del componitore è un'annata pessima proprio. Una cosa che lui si è portato via per tutta la vita. È morto l'anno scorso purtroppo e io ho avuto la sensibilità di dedicargli una moneta, cioè su questa maschera ho fatto una scansione tridimensionale e l'ho resa simmetrica e l'ho resa anche una moneta che inquadra il posto. Oristano viene inquadrato con questa maschera. Secondo te Oristano, diciamo che non è valorizzata abbastanza per quanto riguarda la Sartiglia? Continuo a ridirlo da sempre che è pochissimo valorizzata, perché la Sartiglia dura un giorno, 2 giorni e non parla più per tutto l'anno. Quindi cosa ci vorrebbe Oristano? Ci vorrebbero manifestazioni continue che ricordassero continuamente la Sartiglia, un museo prima di tutto. Noi poco fa abbiamo visto un turista francese, gli abbiamo chiesto ma conosci la Sartiglia? E lui cosa ha risposto? Lui ha detto che non la conosceva. Ed era a Oristano, che è la città della Sartiglia. È come se tu vai a Siena e dici Siena è la città dei cantuccini. Sì, ci sono anche i cantuccini, ma non è conosciuta
sì, per i cantuccini, è conosciuta per il palio. Anche Oristano, sì, c'è la ceramica, ma non è la città della ceramica come c'è scritto all'ingresso. No. Oristano è la città della Sartiglia. Sì, è la città della Sartiglia. Dobbiamo fare il possibile per poter valorizzare questa e renderla ancora più attrattiva nel panorama europeo e globale, attraverso magari un suggerimento, creare un museo della Sartiglia e anche di tutto quello che concerne i prodotti tipici locali attinenti alla Sartiglia. Quindi una Sartiglia da vivere un po' tutto l'anno. Tutto l'anno. Questo è quello che... parlare di Sartiglia tutto l'anno a Oristano, perché la gente non lo sa, quelli che vengono qui non lo sanno, quindi diamogli modo di allora, parla con l'amministrazione, vai, ti stanno guardando. Io sono propenso a collaborare, a fornire idee e anche materiali. Abbiamo tante storie, compresa quella di Annalina Cozzoli, che tutti si sono dimenticati, ma è stata la prima componitore di donna, e c'è stata una grande predizione di Nostradamus che diceva che lei sarebbe arrivata a cambiare le sorti della cittadina oristanese, e ha fatto proprio così, perché poi quel giorno è cambiata, è diventata anche nel 1971 provincia. Raccontacela brevemente questa cosa, perché questa è detta così può sembrare una così. No, proprio se si va a Cosa cercare diceva? nel Cosa web, Nostradamus ha predetto che Oristano sarebbe diventata provincia. Ma non ha detto Oristano, ha detto nella città. Nella città di Eleonora sarebbe accaduto qualche cosa di significante. La previsione si è avverata comunque, perché Annalina ha corso in una manifestazione dove erano tollerati solamente gli uomini, capito? Quindi Cioè, corso come capocorsa. corso oltretutto come capocorsa. Ed è stata l'unico componitore per il gremio di San Giovanni poi ha donna. avuto tutti e due le stelle, sia con lo stocco che con la spada, quindi una cosa incredibile. È stato un trionfo di questa predizione. Alfonso, io ti ringrazio intanto per averci raccontato anche oggi qualcosa di affascinante. Sì, questo sarebbe bello raccontarlo a un turista, capito? Bravo. Dentro un posto dove ci sono tutte queste storie da poter raccontare. Quindi noi stiamo facendo il possibile, anche grazie a te. Questa infatti verrà donata al tuo impegno e alla tua redazione per continuare a fare notizia sulla Sartiglia. Cioè, mi stai regalando la maschera? Sì, questa è una sorpresa proprio per la tua redazione. Sono emozionato. Ma anche perché è una storia pesante questa, non è una storia, è una storia che merita di essere ricordata e raccontata. Quindi questa di che materiale è fatto, Alfonso? Allora, questa è una maschera che è detenuta al Museo del Sughero a Calangianus ed è fatta, questa è in vetroresina, ma è fatta in sughero quella che c'è nel museo, quindi loro stanno parlando della nostra maschera da Calangianus in un'altra maniera, però in un'altra forma. Però ne stanno parlando. Ne stanno parlando, purtroppo noi non ne parliamo e ne parlano loro, almeno ci fanno un po' di pubblicità. Allora io ti ringrazio a nome di tutti i telespettatori, perché questa maschera è anche vostra, perché ogni giorno ci guardate. Io sono contento di tenervi compagnia durante l'ora di pranzo. Io ringrazio te, Alfonso, perché ogni volta comunque ci regali delle perle, ci fai conoscere delle cose affascinanti. Grazie a te. Grazie a voi. Saluto tutti con Nendi. No, quello però te lo devo chiedere io. Ma che cosa? Dai, proviamo, dai. Al mio 3, sei pronto? Tanto già mi si sapacciò. Grazie intanto, grazie ancora per questo regalo. Sei pronto, Alfonso? Al mio 3, 1, 2, 3. Nendi Riddu. Lasciamo stare, no? Dovevi dirlo prima. No.